Buonasera e bentornati amici e amiche di Streaming Sport dal palazzetto Giuseppe Paronetto di Istrana per quella che è l'ultima giornata del girone d'andata del campionato di Serie B femminile. Istrana che è chiamata all'impresa per fermare la capolista Marghera che in trasferta non ha ancora perso una partita, ospiti che arrivano da 6 vittorie consecutive, l'ultima sconfitta è stata quella contro Conegliano, mentre l'ultima di queste 6 vittorie è stata quella in casa contro le Lupe San Martino per 61-48. Istrana che invece ha iniziato il 2026 con la sconfitta contro la Vittoria San Bonifacio in trasferta, una partita dove Istrana comunque ha dato tutto, perso per 79-74 dopo un overtime forzato da Istrana che si ritrovava sotto di 7 punti a un minuto dal termine dei tempi regolamentari. Ha saputo reagire e trovare il pareggio con Perocco, poi all'overtime sicuramente è venuto fuori la qualità di San Bonifacio e anche una resistenza fisica superiore. Istrana che anche quest'oggi ha delle assenze importanti come a San Bonifacio, quindi saranno 9 le giocatrici a disposizione di coach Toresan per provare a strappare 2 punti alla capolista, una capolista solitaria. Marghera attualmente ha più 6 dalla seconda in classifica che sono appaiate 18 punti Team Up e Conegliano. Marghera invece comanda il campionato a 24, invece Istrana si trova in questo momento nel gruppetto di squadre a 10 punti, ossia Pordenone, appunto Istrana e Muggia. Sotto di loro ci sono Schio e Casarsa, invece sopra Bolzano a 12 e poi un gruppone formato da 5 squadre a 14 con Union San Marco, Reyer Venezia, San Martino di Lupari, San Bonifacio grazie alla vittoria contro Istrana e Montecchio. A unire questi i gruppi che inseguono i gruppi di testa c'è Cusignacco alla quarta posizione a 16 punti. Questa la classifica, partite del weekend che possono sicuramente cambiare le cose e accorciarla o anche allungare i distacchi. Cusignacco che ospita la Junior San Marco, quindi gara che interessa a Istrana, con San Marco che dista solo 4 punti attualmente. Reyer che ospita Muggia, Lupe San Martino contro Conegliano, invece questa può essere una partita interessante per Marghera per allungare nuovamente su Conegliano. Montecchio come team up contro team up, Pordenone che ospita San Bonifacio e Bolzano contro Casarsa. Questo il programma della 15ª giornata, l'ultima del girone d'andata, quindi giro di boa del campionato di Serie B con Marghera che è già da un po' campione d'inverno. Vedremo se continuerà la cavalcata solitaria delle ragazze di coach Luca Scarpa. Ultime parole per i due coach, sta per suonare la sirena, richiamare le due squadre. Coach Torresano ancora con la vedetta in mano, ancora colloquio anche coach Scarpa. Andiamo a presentare nel frattempo i due direttori di gara. Primo arbitro Bastianel Giovanni di San Venermiano Treviso, secondo arbitro Milanese Eros di Codogné Treviso. Suona quindi la sirena, coach che si prendono tutto il tempo a disposizione, anche qualcosina in più, come indicare comunque il peso della partita da entrambe le parti. Istrana che sicuramente vorrà fare uno sgambetto a Marghera, cosa assolutamente molto difficile visto che l'unica capace a riuscirci è stata Conegliano proprio in casa delle Giants. Non c'è riuscito ancora nessuno a battere una Marghera in trasferta e dall'altra parte invece l'obiettivo
delle ospiti sarà sicuramente quella innanzitutto di non sottovalutare l'impegno e di dimostrare di essere la squadra più forte del campionato. Saluto di rito da parte delle due squadre. Vediamo già il quintetto di Marghera con Resemini, Gobbo, D'Apozzo, Pertile e Diodati capitano. Vedremo ora come risponderà Istrana con Bertoldo, Zamuner, Rossetto, Bigliato e Zanatta. Questo è il quintetto di coach Toresan. Saluti di rito anche con la squadra arbitrale. Zanatta e Gobbo all'interno del cerchio di centrocampo. Allora arriva il fischio del direttore di gara, si può iniziare, palla a 2 per Marghera, quindi primo possesso di colore arancio-blu con Gobbo che si fa vedere subito sotto canestro, prova con l'azione solitaria con la mano sinistra, ottima difesa di Bigliato, poi Zanatta e Zamuner pasticciano. Il possesso che rimane a Marghera, rimessa per Pertile, si fa vedere Resemini, palla per Diodati, il taglio di Pertile, scarico fuori, Gobbo vuole andare dentro fino in fondo, ci riesce stavolta con la destra, apre lei le danze, quindi primo canestro di Marghera. Ora Zanatta dall'altra parte per rispondere al movimento di Bigliato, consegnato, penetrazione della numero 11, duello tra il numero 11 delle due squadre, il pallone non entra, rimbalzo di Gobbo, allora Diodati, blocco di D'Apozzo che poi ha spazio anche per il tiro, va in penetrazione puntando la difesa di Zanatta, rimbalzo, si fa vedere Gobbo, scarico fuori, Resemini rinuncia al tiro, penetrazione, lascia lì Bertoldo, niente da fare però, sbaglia forse la cosa più facile, allora Pertile con un blocco sospetto di D'Apozzo, Pertile trova tanto spazio per andare al tiro, quindi 4-0 del Giants. Ora Bigliato chiusa da D'Apozzo, si fa vedere Zamuner, il blocco di Zanatta per lei e rimane su Zanatta Gobbo, arriva ora il pallone alla numero 23, si fa vedere anche Rossetto in angolo, arriva lo scarico però per Zamuner che mette in ritmo la numero 15 che apre le danze anche per Istrana, risponde subito la squadra di coach Toresan con una bella azione, tanta pazienza nel girare il pallone fino a trovare Rossetto con tanto spazio che non sbaglia. Dall'altra parte Diodati, difesa da Zamuner, ancora numero 5, palla schiacciata per D'Apozzo, bella giocata qui di Marghera che trova con continuità in questo inizio di partita il canestro. Andiamo ancora a trovare le misure della difesa di Istrana, qui Zamuner, blocco per lei di Zanatta, tiene bene però la difesa di Marghera, allora arriva il contropiede Resemini fino in fondo, non sbaglia, sta difendendo molto bene Marghera e sta attaccando trattetto bene, qui erroraccio di Zamuner, poi Gobbo, Zamuner su di lei, spende il fallo, qualche errore banale di troppo in questo inizio di partita per Istrana. Forse non si aspettava anche da subito questo tipo di difesa da parte di Marghera, subito molto aggressiva anche nella metà campo avversaria, come in questo caso con un recupero palla immediato. Gobbo fa 2 su 2, prova subito un allungo Marghera con il +8.
Parziale aperto di 6-0 per le ospiti, con Rossetto che va fino in fondo nonostante anche il contatto falloso non fischiato, però allora Diodati dall'altra parte, scarico per Gemini, stavolta non rinuncia al tiro che però è lungo, altro rimbalzo offensivo di Marghera, sta facendo tanta fatica a rimbalzo Istrana, stavolta però è attenta, arriva per prima sul pallone Rossetto, allora Bigliato subito accoppiata con Diodati, si va dall'altra parte Zanatta, consegnato per Zamuner, esce su di lei da Pozzo, pensa anche al tiro numero 8, poi palla schiacciata per Zanatta, contatto sul braccio, niente da fare ancora, allora Diodati, pochissimi fischi in questo inizio di partita. Diodati, palla per Gobbo, pensa anche al tiro da 3 punti, arriva anche una spinta su Bigliato che non può uscire in close out, il tiro di Pertile però non trova il bersaglio grosso, si alza il ritmo della partita, anche diversi contatti e per ora non fischiati, probabilmente il motivo delle proteste di coach Torresan. Qui bravissima Bertoldo a portare sul pallone, trovare Rossetto che va fino in fondo, altri 2 punti per il numero 15 di Istrana che prova a dare la carica alle sue. Diodati, palla per Gobbo, scarico fuori per Pertile, Bertoldo sembrava aver trovato il pallone, 2 tiri liberi per il numero 46. Una lettura diversa questa rispetto agli altri contatti di questo inizio di partita. Pertile sbaglia il primo, Zanet pronta sul cubo dei cambi per Istrana. Pertile sbaglia anche il secondo, poi a rimbalzo però ancora ragione Marghera con Da Pozzo che dà ancora vita al proprio attacco e trova anche lo spazio per la tripla, poi altro rimbalzo di Pertile, palla che finisce tra le mani di Zamuner che riesce in qualche modo a darle un senso, poi Bertoldo, scarico per Zanatta, arriva ancora Zamuner che pensa al tiro da 3 punti, poi trova invece no le mani di Bertoldo, allora contropiede dall'altra parte, Pertile sbaglia però un canestro molto facile. Vediamo se anche questo a livello mentale può dare qualcosina a Istrana, come prova che anche loro sbagliano. Nel frattempo è entrata Zanet per Istrana al posto di Rossetto, entra dall'altra parte Carraro al posto di Pertile, allora Bigliato contro Da Pozzo, ancora Bigliato, il blocco di Zanatta per lei, cambio difensivo di Marghera, cosa che prima invece non avveniva, allora qui Zamuner, palla ancora per Bertoldo che la lascia a Bigliato, non trova l'appoggio sul tabellone, poi intercetto di Zanet che non riesce però a controllare il pallone. Buona lettura difensiva sul lancio lungo di Marghera, qui Resemni contro Bertoldo, si fa vedere Carraro che mette giù il pallone, bella azione della numero 14 che trova i primi 2 punti del suo match. Coach Torresan chiama già il time out, qui Bertoldo esce molto bene dai blocchi, non ne approfitta però sbagliando il canestro, comunque buon tiro costruito qui da Istrana che raddoppia anche su Resemini, Bigliato però non riesce a recuperare il pallone, allora spazio dall'angolo per Diodati, rimbalzo di Zanatta, Zamuner, palla per Zanatta,
che però non ha nessuno vicino, arriva Bertoldo. Allora Zanet, scarico fuori, Zamuner da 3 punti, Zamuner! Si sblocca la numero 8, accorcia le distanze Istrana in un momento di difficoltà. Vediamo se anche questo piccolo episodio può far scattare una scintilla, ma risponde subito con la stessa moneta da Pozzo, troppo spazio per lei e dalla punta non sbaglia il tiro a 3 punti. Torna sul +8 Marghera e Istrana costretta a chiamare time out con 3 minuti e 15 secondi da giocare in questo primo quarto. Marghera che ha iniziato questa partita con lo spirito giusto, tanta attenzione, tanta aggressività, soprattutto in difesa. Istrana stranamente un po' timida, cosa che non è praticamente mai successa in questa stagione, nonostante le sconfitte che sono arrivate per la squadra di coach Torresan. Ha praticamente sempre messo in campo una buona se non ottima prestazione. Forse l'unica partita in cui questo non è avvenuto è stata quella casalinga contro Bolzano. Nelle altre uscite invece Istrana se l'è sempre giocata con tutte le avversarie. Vediamo se ci riuscirà anche oggi, partita sicuramente molto lunga. Istrana accolta dal sostegno, dall'applauso del proprio pubblico per provare un po' a invertire l'inerzia del match. Ci sono anche dei cambi da parte di Istrana in campo. Capitan Gasparini che porta subito il blocco e anche Perocco al posto di Zamuner e Zanatta. Palla per Bigliato, il movimento di Zanet, Bigliato va da sola, contatti, Bigliato trova lo spazio per il tiro, trova anche il canestro, il primo della sua partita dopo i 22 segnati a San Bonifacio. Resemini consegnato per Guerra. Entrata ancora Resemini, Gobbo con spazio per il tiro, rinuncia, scarico fuori, Carraro fa saltare la difesa, poi Tasca ci prova sotto canestro, riapertura e grande difesa questa di Istrana che dà subito un segnale dopo il time out. Canestro di Bigliato e difesa che costringe alla scadere dei 24 secondi con Marghera che non trova neanche il tiro. Qui però altra ingenuità e palla subito persa dalla rimessa con l'intercetto. Allora altri 24 per Marghera che qui non si capisce tra Carraro e Gobbo, non approfitta Istrana. Gobbo va al tiro, stavolta non lascia scampo, deve cercare di non dare queste possibilità Istrana alle avversarie. Qui Zanet ci prova fino in fondo, poi ci ripensa, palla per Perocco, consegnato per Bertoldo, movimento di Zanet, allora Perocco si gira, va al tiro, niente da fare, rimbalzo però di Bigliato, contatto falloso, il primo del match per Marghera che arriva a 1 minuto e 38 dalla fine del primo periodo. Nel frattempo fuori Bertoldo, dentro Rossetto. Proprio Rossetto sul punto di battuta, altro intercetto un po' prevedibile in questo inizio di partita Istrana. Tanti intercetti da parte delle avversarie e anche in questo caso tanto spazio poi per il contropiede. Arriva il vantaggio in doppia cifra per Marghera, qui ci prova Rossetto, ancora tanti contatti nel pitturato, metro arbitrale abbastanza chiaro. Comunque rimessa
per Istrana col lancio lungo per Zanet e altro possesso buttato via. Un po' in difficoltà Istrana anche nello smarcamento, ragazzi di Coach Torresan che non trovano la zona di luce per farsi dare il pallone, e il portatore di palla poi costretto a forzare dei passaggi come in questo caso qui. Carraro ancora da 3 punti, secondo ferro per lei, allora Bigliato veloce dall'altra parte, arresta il palleggio, non trova il fallo da difesa, trova invece le mani di Perocco, consegnato per Rossetto che ha un'autostrada per andare al ferro, prova a mettersi a squadra sulle spalle con 6 punti pesanti la numero 15 di Istrana, ancora distante però la squadra di Coach Torresan. Qui Gobbo mette giù il pallone, riapertura Resemini, cambio di lato, gran palla questa per Guerra che non sbaglia la tripla, bel pallone della numero 10 e con tanto spazio Guerra non sbaglia una tripla, che vuol dire più 11 massimo vantaggio. Allora dall'altra parte Zanet scarico fuori, Perocco mette giù il pallone, va fino in fondo, trova il fallo di Carraro. Allora, 2 tiri liberi per Perocco e Marghera che avrà 13 secondi e 2 decimi poi per l'ultimo possesso. Perocco fa 2 su 2. Ultimo possesso per Resemini, alza la difesa Istrana che spende anche il fallo di Gasparini. Volendo ne avrebbe anche un altro da spendere Istrana, dato che non è in bonus. Vedremo se sarà questa la decisione, magari in caso di una penetrazione dell'avversario. E qui Rossetto subito aggressiva su Guerra che non va al tiro, il consegnato per Carraro, niente da fare, poi ultimo tocco è di Gasparini ma non c'è più tempo, allora termina sul punteggio di 13-22 per Marghera, con un inizio difficile per Istrana che poi nella parte centrale di quarto sembrava poter aver trovato le misure, invece poi con la tripla di D'Apozzo a rispondere a quella di Zamuner ha ritrovato il più 8 Marghera, che ora è diventato più 9, ha approcciato con la testa giusta le ragazze di Coach Scarpa a questa partita, dando anche una prova di maturità, di non sottovalutare l'impegno. L'Istrana invece è entrata in campo un po' timida e forse anche sorpresa dal livello di intensità, soprattutto della difesa di Marghera, e anche in difesa Istrana ha fatto un po' fatica, soprattutto in primi minuti, a chiudere le linee di penetrazione. Poi ha lasciato, per paura delle penetrazioni avversarie, ha lasciato un po' di spazio dalla linea dei 3 punti, subendo delle triple pesanti come quella di Carraro e quella di D'Apozzo. Comunque partita ancora lunghissima, con Istrana che ha dimostrato di potersela giocare con tutte, soprattutto in questa stagione. Pronte a tornare in campo le due squadre, con Istrana che tornerà in campo con Zanet, Bigliato, Rossetto, Gasparini e Perocco. Dall'altra parte invece Diodati, D'Apozzo, Tasca, Carraro e Guerra, quindi lo stesso quintetto. Primo pallone che sarà per
Istrana con Rossetto subito pronta a rimetterlo in campo. Vediamo se l'approccio di Istrana sarà diverso in questo secondo periodo. Zanet col pallone, movimento di Bigliatto, anche quello di Rossetto, contatto abbastanza evidente, stavolta fischiato alla numero 15, quindi primo fallo di Marghera. Zanet sul punto di battuta sotto canestro, il movimento di Rossetto in posizione di punta, poi penetrazione al numero 15 che va fino in fondo, trova con il brivido i punti numero 7 e 8 della sua partita. Si azzona ora la difesa di Istrana per provare a mettere in difficoltà Marghera. Diodati vede il movimento di Guerra che libera Carraro, tripla corta e rimbalzo di Perocco. Allora Zanet che va veloce dall'altra parte, vediamo se prova con l'arresto e tiro, invece no, scarico fuori per Perocco, movimento di Rossetto, Perocco vediamo se prova l'azione personale, va al tiro, sporcato, poi Gasparini alza una parabola difficile, rimbalzo però di Bigliatto che trova i 2 punti importanti e subito coach Scarpa costretto a chiamare time out dopo il parziale di 4-0 Istrana, che invece è uscita molto bene dalla pausa di 2 minuti con i canestri di Bigliatto e Rossetto. Allora subito farsi sentire coach Scarpa dopo un solo minuto e un secondo di secondo periodo. Time out qui abbastanza vivace, deve aver percepito il proprio ragazzo un po' distratte, dopo invece al contrario come avevamo detto nel corso del primo quarto, dove invece sono sembrate da subito molto attente e concentrate. Subito pronte a tornare in campo le ragazze di coach Tolesan, come a dare un segnale di non voler perdere il ritmo, di voler continuare come questi primi 61 secondi di secondo periodo. Rosicchiando subito 4 punti, arrivando a meno 5. Arriva in campo ora anche Marghera con Diodati sul pallone e Istrana che sembra voler allungare la difesa, va vicino anche l'intercetto Bigliatto. Pertile però gestisce e consegna l'incarico a Guerra, si scambiano di nuovo il pallone le due. Pertile poi sfrutta il blocco di D'Apozzo, ancora la numero 46, movimento di D'Apozzo visto ma non servito. Poi il pallone rimbalza prima addosso a Rossetto che si era involata in contropiede, poi addosso a Diodati, quindi rimessa per Istrana con Bigliatto agganciata da Tasca. Secondo fallo della partita dal numero 6. Come dicevamo, alta l'intensità di magari tanti contatti anche nel primo quarto. Ora anche fallosi qui, Perocco si libera bene, va con il suo tiro, sfortunata però Bigliatto lotta ancora ma non riesce a recuperare il pallone, di nuovo sempre a zona Istrana con Diodati che vede il movimento di Tasca sotto canestro, poi si torna fuori da Pertile, tiene bene Zanet, Pertile trova il tiro ma non trova il canestro, non trova il rimbalzo perché c'è Perocco. Allora dall'altra parte Zanet, palla per Gasparini, Bigliatto, finta, penetrazione, niente da fare, contatti anche stavolta sulla mano di Bigliatto. Poi dall'altra parte Pertile, D'Apozzo trova la via del passaggio per Tasca che non sbaglia, però sembra anche un atteggiamento diverso quello di Istrana in questo momento.
Bigliato, vediamo se ci riprende in penetrazione, invece no, si va da Rossetto, spalla canestro, aggira l'ostacolo, non trova però il canestro, trova 2 tiri liberi. Qualche minuto di riposo per Bigliato e i primi minuti in campo per Trollo. Rimane invece sul cubo dei cambi Bertoldo. Rossetto sbaglia il primo libero. Sbaglia anche il secondo, sfortunata in questo giro dalla lunetta la numero 15 di Strana, che però torna subito velocissima in difesa. Tasca punta, Zanet trova da Pozzo che va con l'end one. Fallo di Gasparini sul tiro della numero 34, allora prova nuovamente ad allungare Marghera. Altro giro di cambi per Istrana, qui da Pozzo sbaglia il libero, ma c'è ancora il possesso per Marghera con Diodati che va al tiro, sfortunata, a rimbalzo vince per un attimo da Pozzo, ma poi c'è Perocco, allora Trollo, Gasparini dall'altra parte con tanto spazio va al tiro e lo segna. Canestro importante questo del capitano di Istrana, torna a -7, la squadra di casa, qui Tasca prova con l'azione personale, brava a farsi vedere ancora a rimbalzo, sta soffrendo tantissimo sotto le planche Istrana, Pertile non segna la tripla, poi ultimo tocco stavolta è di Tasca. Però sta facendo pesare tutta la propria fisicità la squadra ospite, soprattutto sotto canestro, recuperando tanti rimbalzi offensivi. Qui Bertoldo alza la parabola per Zamuner, ancora un altro passaggio sporcato, sicuramente questo rallenta l'azione di Istrana e toglie anche fiducia ai ragazzi di coach Torresan, che comunque mantengono il possesso. Allora Gasparini, ancora il brivido su questo passaggio, Zamuner finta, va poi per terra, non perde però il possesso del pallone, deve andare al tiro. Gasparini ci prova con la mano sinistra, coach Torresan che indica la penetrazione a Zamuner. Allora ancora a zona la difesa di Strana, Diodati aspetta il movimento di Resemini, esce su di lei Trollo, lo aperti la penetrazione, apertura per Gobbo, guarda il canestro ma rinuncia al tiro, si va in angolo per Resemini, tripla che però entra e poi esce, allora contropiede di Zamuner, consegnato per Bertoldo. Blocco per lei di Zanatta, Bertoldo va da sola, alza un bel lob per la numero 23 che però non riesce a concludere. Comunque bella iniziativa qua di Bertoldo, Diodati tanto spazio da 3 punti, non segna, rimbalzo di Zamuner che trova l'aiuto di Gasparini che non riesce a mantenere il possesso, altra palla persa, allora Diodati. Un po' di confusione in questo momento del match. Gobbo non si capisce con Resemini che aveva tagliato verso canestro, lo scarico invece era lungo per un tiro dall'arco. Possesso che torna di colore grigio, con Istrana che ha nuovamente l'occasione di accorciare le distanze. Bertoldo, palla per Trollo, non esce forte su di lei Pertile, allora ancora Bertoldo, si fa vedere Zanatta, Bertoldo va da sola fino in fondo, grande penetrazione della numero 5 che segna il primo canestro della sua partita e altro time out chiamato
da coach Scarpa. Torna sul meno 5 Istrana, che in questo secondo periodo sta dando prova di grinta e di volontà per tenere aperti i giochi e provare a tenerli aperti più a lungo possibile, arrivare sul finale per giocarsi tutte le proprie carte, nonostante, come dicevamo in apertura, qualche defezione con Zani e Chiapperini in panchina per dare carica alle proprie ragazze, ma senza la possibilità di poter entrare in campo a causa dei due infortuni. Fischio di richiamo per le due squadre, coach ancora a colloquio con Torresan con la lavagnetta in mano, suona ora la sirena, si carica Istrana, già in campo invece Marghera. Stesso quintetto per Istrana, Pertile che si avvicina nel punto di rimessa, si fa vedere Semini che viene subito servita e lei a portare su il pallone, attende nella propria area Istrana con ancora la difesa a zona per provare a chiudere tutte le linee di penetrazione. Qui Gobbo fino in fondo, viene fischiato un fallo abbastanza strano. Gobbo aveva provato, era uscita dalla difesa di Trollo, non sembrava esserci un contatto da parte del numero 12, forse c'era di più quello da parte della 11 di Marghera. Comunque due tiri liberi per le Giants, importanti anche per il morale, per chiudere il parziale di Istrana. Gobbo fa di nuovo 2-2, si ritorna a 7 punti di differenza. Controllo che chiama il pallone, palla poi per Zamuner che punta la difesa di Resemini, poi Bertoldo ancora in penetrazione, stavolta niente da fare, Pertile fa buona guardia a rimbalzo, va veloce in contropiede dall'altra parte Gobbo, non va al tiro, palla per Da Pozzo, si fa vedere ancora il numero 11, palla fuori per Diodati che non sbaglia con tanto spazio e tanto ritmo, più 9 Marghera, 4-0 aperto di parziale. Bigliato alza la parabola per Zanatta, distante però da canestro al numero 23, trova lo scarico per Bertoldo, scarico però impreciso. Altro errore gratuito questo di Istrana. Allora Rossetto che torna in campo al posto di Zamuner. Resemini, pallone in mano, consegnato per Diodati. Si fa vedere Pertile, tanto spazio da 3 punti. La tabella però non le dà una mano ancora. Ennesimo rimbalzo offensivo di Marghera. Ed è questo l'aspetto che poi dà gli 11 punti di vantaggio. Questo primo tempo è stata questa la differenza tra le due squadre. Qui Bigliato prova ad andare al tiro, viene fischiato fallo. Allora 2 tiri liberi per la numero 11 e Marghera che entra in bonus in questo momento. Primo libero corto. Buono invece il secondo. Diodati su Bertoldo, palla per Pertile, si
Viene poi da Resemini, palla per Gobbo, penetrazione, niente da fare, altro rimbalzo, allora Resemini, Diodati, finta, sporca il possesso Bigliato, Diodati va da sola, trova il contatto, che però era prima dell'azione di tiro, allora rimessa sotto canestro per Marghera e Gasparini subito pronta a tornare in campo al posto di Trollo. Pertile, palla per Diodati che la fa girare, si fa vedere ancora Pertile, lei l'ultima a toccare, brava Bigliato a recuperare il possesso, costringe all'errore l'avversaria. 2 minuti e 27 secondi al termine di questo primo tempo, con Bertoldo a ricevere e scambiare con Rossetto, porta il blocco, invece no Zanatta, poi Bertoldo altro intercetto e il fallo della numero 5 sull'altra numero 5. Attacchi un po' troppo prevedibili di Strana, che si è fatto intercettare molti passaggi, ma deve resistere perché 10 punti non sono così tanti da recuperare. Bisogna partire però dalla difesa con Resemini che attende il movimento di Pertile, arriva in questo momento, cambio difensivo di Rossetto, poi Diodati, Gasparini su di lei, passo e tiro di Diodati che cerca l'appoggio al tabellone, palla che schizza, Bertoldo, poi Rossetto che però arriva troppo sotto canestro, allora Gobbo, palla per Pertile, tanto spazio da 3 punti, tripla corta, allora vuole di nuovo il contropiede Rossetto, ci pensa 2 volte Bertoldo, arriva da Bigliato, blocco per lei, Bigliato fino in fondo, Bigliato in qualche modo alza la parabola, trova 2 punti per il -8 con 1 minuto e 15 secondi da giocare. Diodati, palla sotto canestro, sporca il pallone Gasparini, ora è in bonus anche Istrana, quindi deve stare attento a commettere fallo qui. Bel movimento di Rapozzo e gran palla di Pertile che trova la compagna sotto canestro, che in reverse non sbaglia, allora ancora 10 punti di vantaggio per Marghera e coach Torresan che chiama time out. È arrivata come ci si aspettava d'altronde la reazione di Marghera dopo i 2 time out chiamati da coach Scarpa a inizio periodo. Si è quindi tornati ai 10 punti di vantaggio per le ospiti, con Istrana che sta facendo fatica nel segnare e anche nel tenere in difesa. Comunque ricordiamo che Marghera sta dominando questo campionato di Serie B, 6 punti di differenza con le inseguitrici, quindi 3 vittorie in più di Conegliano e Team Up, una squadra costruita per la vittoria del campionato. Vediamo se Istrana avrà la forza prima di tutto mentale per rimanere in partita e provare magari ad accorciare, a rosicchiare qualche punto in questo finale. Si torna quindi in campo con Rossetto a ricevere, portare su il pallone, palla che rimbalza sul piede di Diodati e mette in difficoltà il numero 15 che però mantiene il possesso. Ancora Rossetto fino in fondo col contatto, sfortunata però il pallone non entra, trova solamente il fallo.
2 tiri liberi per la numero 15 di Strana. Rossetto segna il primo, arrivando praticamente alla sua media stagionale di 8,8 punti. Arriva anche la doppia cifra, 10 i punti quest'oggi per lei, dopo i 17 di San Bonifacio, e ce ne saranno bisogno di altri anche nel secondo tempo. Qui Diodati, palla per Tasca, fuori per Esemini, vuole sfruttare tutti i 24 secondi a disposizione, il numero 10 che va anche al tiro, trova il contatto dalla difesa. E un fischio che va anche un po' contro quello che è stato un po' il metro arbitrale, soprattutto nel corso del primo periodo. Fuori Tasca, dentro Carraro per Marghera. Resemini nel frattempo segna il primo tiro libero. Segna anche il secondo. Allora si torna sui 10 punti di differenza, con la numero 10 subito in pressione su Rossetto che chiama lo schema, arresta poi il palleggio, arriva l'aiuto di Zanatta, poi Rossetto non va in penetrazione, perde il pallone. Allora Carraro lanciata in contropiede, però sbaglia anche lei, poi il contatto su Rossetto a rimbalzo, ma alcuni vengono fischiati ed altri no. Allora si termina sul punteggio di 26-36 il primo tempo tra Curis e Strana. Giants Marghera, che nonostante tutte le difficoltà dimostra Istrana di poter comunque combattere e giocarsela. 10 punti saranno sicuramente tanti da recuperare, l'impresa si fa ancora più difficile, però noi vi aspettiamo qui tra 10 minuti per vivere insieme il secondo tempo, sempre su Steam Sport dal palazzetto G. Beppi Peronetto di Strana.
Rieccoci, bentornati amici e amiche di Streaming Sport dal palazzetto Gibepi Paronetto di Istrana, dove si sta concludendo in questo momento l'intervallo di Curis Istrana Giants Marghera, primo tempo che ha visto le ospiti prendere fin da subito le redini del match, trovando subito un buon vantaggio nel corso del primo periodo. All'inizio del secondo quarto è arrivata però la reazione di Istrana, che ha accorciato fino al -5, poi è tornata fuori la capolista ritrovando il +10 attuale. Vedremo se in questo secondo tempo la squadra di coach Torresan riuscirà a dire la sua, accorciare le distanze e riaprire la partita. Sicuramente un match che è ancora molto molto lungo e che potrà darci ancora tanto da vedere, ma sicuramente chiamata ancora di più all'impresa Istrana contro una squadra molto molto forte e che sta mantenendo i pronostici dell'inizio del campionato, ossia l'etichetta di favorita per la vittoria finale. Torna in campo le due squadre, Marghera con Diodati, Resemini, Gobbo, D'Apozzo e Pertile. Invece Istrana risponde con Bertoldo, Zamuner, Bigliato, Gasparini e Zanatta. Primo possesso di color arancio-blu. D'Apozzo, palla dentro per Gobbo, arriva il raddoppio di Zamuner che subito recupera il pallone. Allora il numero 8 a chiamare lo schema, palla per Bertoldo. Ancora Zamuner, il blocco per lei di Zanatta, palla fuori per Bigliato che va con la tripla, niente da fare, comunque bella azione di Istrana. Diodati contro Bertoldo, bella virata al numero 5, cambio difensivo di Istrana, eccolo qui il mismatch tra Gobbo e Bertoldo che però non lo sfrutta al numero 11, prova a sfruttare contro Zamuner, invece niente, rimbalzo di Bigliato. C'è sicuramente il tema principale, quello del controllo dei rimbalzi, che ha visto protagonista nel corso del primo quarto Marghera. Allora Zamuner ha spazio forse anche per il tiro, ci rinuncia, si va da Bigliato, penetrazione, alza il braccio per il fallo prima il direttore di gara, per poi fischiare una contesa abbastanza particolare. In quei casi o è una palla rubata o fallo difensivo. Comunque si gioca con Zanatta che deve andare al tiro, lo fa Bertoldo, niente da fare. Allora Diodati, Zamuner su di lei, Resemini, spazio per il tiro a 3 punti, va invece in penetrazione al numero 10 che trova l'appoggio al tabellone. Bel canestro qui di Valentina Resemini. Allora Zamuner, palla per Bertoldo, difesa ancora da Resemini, poi Bigliato, cerca con lo sguardo Zanatta, Zamuner, palla fuori, D'Apozzo bravissima a difendere. Allora Diodati, palla alta per Gobbo, scambiano le due, si torna fuori, Resemini con tanto spazio da 3 punti, rimbalzo ancora D'Apozzo, Pertile cerca il canestro con lo sguardo, poi Diodati mette giù il pallone, palleggio, resto di tiro, sbagliato, ennesimo rimbalzo di D'Apozzo, Resemini fuori, Diodati altra occasione per il canestro che stavolta ovviamente arriva. Allora Zamuner, Bertoldo, 5-0 il parziale aperto di Marghera, Bertoldo resta il palleggio, Bigliato alza la parabola per Zanatta che prova a dire la sua, arriva triplicata
e le scippa il pallone Diodati. Grande inizio di partita, di secondo tempo, scusate, di Marghera. Arriva qui anche il fallo su Resemini, prova a dare lo strappo decisivo al match coach Scarpa, allora risponde col time out coach Toresan. Un po' come all'inizio della partita è arrivata la sfuriata iniziale di Marghera, che ha preso subito il vantaggio e in questo caso ha allungato il vantaggio che era già stato acquisito nel corso del primo tempo, più 15 in questo momento con 17 minuti da giocare ancora. Sembra poter essere questo lo strappo decisivo per la vittoria di Marghera. Vediamo se Istrana riuscirà in qualche modo a venire fuori. Suona la sirena, Istrana già in campo. Marghera arriva invece in questo momento. Si riprenderà con i 2 tiri liberi per Resemini. Primo libero segnato, percentuali molto alte anche dalla lunetta per Marghera. Fa 2 su 2 al numero 10 per poi lasciare spazio a Guerra. Bertoldo, caricata lei, portare su il pallone, difesa da Diodati. Allora Bertoldo, palla per Perocco, scambiano le due. Porta poi il blocco al numero 10 che si libera per andare al tiro, è il suo tiro ma stavolta lo sbaglia. Poi i contatti su Pertile che ci tiene a evidenziarli tutti, forse anche quelli che non ci sono. Allora il numero 46 con tanto spazio rinuncia al tiro, si va in angolo da Guerra, scheggia il ferro, altro rimbalzo di Marghera che continua a controllarli praticamente tutti. Dopo difesa da Bertoldo, le sporca il possesso Gasparini, arriva il fischio arbitrale. Terzo fallo per il capitano di Istrana, secondo di squadra invece per le trevigiane. Sempre a zona Istrana, palla per Diodati, mette giù il pallone, riapertura, extra pass, Guerra da 3 punti e forse arriva già il punto esclamativo. Più 20 per Marghera. Bigliato prova a mettersi in proprio, bel passaggio per Perocco che con la sinistra segna il primo canestro del secondo tempo di Istrana, che però deve partire dalla difesa. Allora da Pozzo, passo, tiro, rimbalzo, ancora Diodati, palla fuori, Guerra si sente pronta per un'altra tripla. Stavolta niente da fare per lei, allora Bertoldo non riesce a gestire il possesso, altra imprecisione. Torna in campo Rossetto al posto di Gasparini. 5 minuti e 26 secondi da giocare. Qui rischia la palla persa Guerra, si arriva invece da Pozzo che prova con il piede perno a creare separazione, non ci riesce. Allora Rossetto, Zamuner, passaggio dietro la schiena per Rossetto, canestro di pregevole fattura questo di Istrana. Allora Marghera, Gobbo
prova a mettersi in proprio, raddoppiata, le prende il pallone Perocco, non viene fischiata la contesa, si butta per terra Rossetto e porta a casa il possesso. Arriva una timida reazione di Istrana caricata dal proprio coach, arriva di conseguenza subito il time out di coach Scarpa. Rosicchia qualche punticino Istrana, prova a caricarsi anche buttandosi per terra senza mollare niente fino alla fine. La strada però è ancora molto lunga, 16 punti da recuperare vuol dire mettere in campo una prestazione perfetta da qui alla fine, forse potrebbe anche non bastare, ma una reazione quantomeno sul punto di vista della grinta e della voglia sicuramente si può chiedere a questa squadra e l'abbiamo appena intravista. Vediamo se almeno in questi 4 minuti e 41 secondi di terzo periodo Istrana riuscirà a dare continuità. Il pubblico del Pallaparonetto sembra crederci, anche coach Toresan dà la carica alle proprie ragazze subito tornate in campo. Vediamo se questi 4 minuti abbondanti sapranno dirci di più per magari arrivare agli ultimi 10 con qualcosa da giocarsi. Qui Rossetto rischia la palla persa, resta il palleggio, le dà una mano Zamuner, distante però da canestro, allora Bigliato, blocco di Perocco che si fa vedere per andare al tiro, invece Rossetto, raddoppiata, trova con la sinistra un canestrone, 14 punti per lei, meno 14 da meno 20, ma la strada è lunghissima. Allora Pertile, bisogna partire dalla difesa, cambio di lato, palla poi in punta da Diodati, Diodati sfrutta il blocco di Da Pozzo, va al tiro. Bella azione questa di Marghera per provare a spegnere le poche speranze di rimonta di Istrana. Qui Zamuner da 3 punti, niente da fare, rimbalzo di Bigliato che trova il contatto dalla difesa, non falloso però. Allora Gobbo, Diodati si fa vedere Guerra, esce su di lei Bigliato, sbracciata, non fallosa della numero 23, allora Pertile, recupero pallone di Bertoldo, invece il fallo è di Zamuner. E allora rimessa per Marghera. Pubblico di Istrana che ci tiene a sottolineare la differenza di falli fischiati tra le due squadre. Si torna comunque in campo perché Gobbo ha il pallone in mano, arresta il palleggio, cerca una compagna, arriva l'aiuto al numero 10, Resemini, niente da fare, brava e attenta Zamuner, allora Rossetto accenna una penetrazione, torna indietro, trova Perocco, fallo sulla numero 15 con la palla già distante. Primo fallo anche per le ospiti dopo 7 minuti. Zanet e Trollo tornano in campo al posto di Bertoldo e Bigliato. Perocco pensa anche alla tripla, invece dopo si mette in proprio, penetrazione, mano sinistra delicatissima questa, si appoggia al tabellone, mette a segno un canestro importante per tornare sul meno 14, dare ancora una flebile speranza alle sue. Qui Diodati cerca lo scarico, trova le mani di Pertile, la tripla
della numero 46. Qualcosa a questa squadra lo devi concedere. Istrana sta concedendo il tiro a 3 punti, ma Marghera lo sta sfruttando. Qui Trollo fino in fondo, risponde subito con il primo canestro della sua partita. Ora partita che è salita di intensità e anche di qualità da entrambe le parti. Allora Gemini si fa vedere Diodati, palla schiacciata, ci prova Tasca, poi rimbalzo, lotta Zamuner, porta a casa il possesso da per terra. Allora dall'altra parte Rossetto, vediamo se va in penetrazione, ci va velocissima, trova il contatto e stavolta è fischiato. Allora 2 tiri liberi per il numero 15. Il primo libero è buono. Secondo è corto, a rimbalzo non ci arriva Trollo, si rimane allora su questi fatidici 14 punti di distanza. Palla per Gobbo in punta, la tripla della numero 11 non entra, allora Perocco è lei a portare sul pallone, poi lo cede a Zanet. 1 minuto e 22 secondi a giocare, possesso che potrebbe dirci qualcosa in più sull'ultimo quarto che vivremo tra poco. Allora Rossetto, riapertura, Trollo, extra pass per Zanet, tiro corto, fallo sotto canestro di Rossetto. Che non sembra del tutto convinto del fischio. Contatti sembravano da entrambe le parti, poi Gobbo è andato a terra e quindi ha avuto ragione lei. Istrana che deve ripartire di nuovo dalla difesa. Qualcosa da registrare però con il tempo. La rimessa offensiva per Marghera. Diodati, palla a destra per Carraro, ancora Diodati, su di lei Zanet, è tornata il pallone a Gobbo, poi dentro Tasca, si libera molto bene, segna un canestro facile per lei, non riesce ad andare oltre. Istrana a accorciare nuovamente le distanze. Qui Perocco, penetrazione, scarico, Zanet, contatti anche su di lei, poi Rossetto, penetrazione fino in fondo, niente end one, solo contatto falloso, altri 2 tiri liberi per il numero 15. Buono il primo. Buono anche il secondo. Allora 14 di nuovo i punti di differenza. 25 secondi da giocare con Marghera che può portarla praticamente fino alla fine. Allunga la difesa Trollo, ne esce molto bene Diodati che con esperienza forse cerca anche il fallo. Poi Carraro, palla dentro per D'Apozzo, scarico, Tasca, ancora D'Apozzo, bella azione questa di Marghera che gira molto bene il pallone, ha però poco tempo per andare al tiro, ci prova Tasca, cortissimo, termina qui però il tempo di questo terzo periodo, è arrivata comunque forse troppo tardi, ma è arrivata la reazione di Istrana che ha accorciato 14 punti dopo il meno 20. Probabilmente non basterà questo a riaprire la partita, ma comunque dice molto sui valori di questa squadra che non vuole mollare niente e sicuramente porterà
a termine anche questo impegno con la massima tenacia, la massima voglia anche di provare, perché no, a rimontare quella che sarebbe una rimonta sicuramente clamorosa e quasi impossibile in questo momento, ma come sappiamo nel basket tutto è possibile, quindi vedremo come approccerà Istrana soprattutto i primi momenti del quarto periodo. Dall'altra parte però dovrà essere complice anche Marghera, magari abbassando un po' la tensione, il livello di intensità, sottovalutando un po' non tanto l'impegno, più che altro il singolo quarto, avendo comunque ottenuto un buon vantaggio che ora dovrà solamente gestire. Subito in campo Istrana con Zanet, Bertoldo, Trollo, Rossetto, invece no, Rossetto si siede. Vediamo se per attendere questi 20 secondi, tanto la quarta è Zanata, la quinta è Rossetto, come avevamo già detto. Dall'altra parte invece Diodati, Gobbo, D'Apozzo, Carraro e Guerra. Invece no, Resemini invece di Guerra. Pallone che sarà per Marghera con Diodati sul punto di battuta. Palla per Resemini. Bertoldo su di lei. Falli che devono essere però ancora azzerati sul tabellone, ma rimaniamo sul basket giocato, perché c'è Diodati che vede D'Apozzo, fallo di Trollo. Primo giro dalla lunetta. Per la numero 34. Segna il primo tiro libero. Segna anche il secondo. Allora Bertoldo trova l'appoggio di Trollo, che va un attimo a imbucarsi vicino alla linea laterale, trova comunque la rimessa. Allora Zanatta, che però molto distante dal canestro per giocarsela, e arriva anche la sporcatura di D'Apozzo. Allora dall'altra parte Resemini, brava Trollo, brava anche Rossetto, non riescono però a mantenere il possesso. Allora Carraro, movimento di Diodati che va subito al tiro, bella uscita dal blocco della numero 5. Subito 4-0 di parziale di Marghera per mettere subito in chiaro le cose. Come fa una grande squadra che è pronta per vincere il campionato. Bertoldo non vuole mollare Istrana, Bertoldo qui cerca l'aiuto del tabellone, non lo trova. Allora dall'altra parte Carraro, palla per D'Apozzo, sotto per Tasca che sfrutta il mismatch con Zanet. Allora si torna subito sul più 20 Marghera. 6-0 di parziale aperto in questo momento. Trollo prova come azione personale, arresta il palleggio, palla però imprecisa per Zanatta, che quest'oggi non sta riuscendo ad incidere. Dall'altra parte Resemini prende la linea di fondo, scarico, D'Apozzo fuori, extra pass, Carraro non va al tiro.
Allora Diodati, tanto spazio ancora per lei, la mette giù, prova con un passo e passaggio, niente da fare ancora. Rossetto sempre l'ultima a mollare, scarico fuori, crollo, penetrazione, riapertura, Zanet, arresto, tiro, niente da fare, rimbalzo di D'Apozzo con Bigliato e Gasparini sul cubo dei cambi. Arriva anche Guerra in questo momento per Marghera. Tasca, penetrazione, tiene benissimo Rossetto, la migliore sicuramente delle sue. Qui Diodati, intercetto di Zanatta, allora contropiede dall'altra parte con Bertoldo che trova la virata e altro bel canestro di Istrana. La piroetta di Bertoldo, qui però troppo facile per Marghera andare a canestro, sbaglia però stranamente D'Apozzo. Istrana che sembra avere anche poco fiato in questo momento. Rossetto, palla per Zanatta, sporcata dalle proprie maglie al recupero e Rossetto che probabilmente non ce la fa e spende il fallo per recuperare anche un po' di fiato. Se ne accorge il coach Torresan. Allora giro abbastanza grande di cambi con Zamuner, Gasparini e Bigliato al posto di Zanet, Trollo e Rossetto. Rimessa laterale per Marghera che si trova a più 18. Luraschi appena entrata, palla per Esemini, ancora per la numero 9, extra pass, tripla, niente da fare. A rimbalzo c'è prima Gasparini, poi Zanatta, allora Zamuner, palla per Bigliato, penetrazione fino in fondo la numero 11, sbaglia il tiro, prende però il rimbalzo, contatti fallosi, fallo quindi è rimessa per Istrana che sta provando comunque ad attaccare velocemente. Time out nel frattempo chiamato, quindi un minuto di riposo che può fare comunque bene a Istrana, visto che è sembrata un attimino corto di fiato negli ultimi possessi. Time out di coach Scarpa abbastanza energico nonostante il risultato. Anche questo comunque segnale di un allenatore che non vuole concedere niente, come è giusto che sia, vuole il meglio delle sue ragazze fino alla fine nonostante il risultato, a prescindere del risultato. Sicuramente la stessa cosa vorrà dall'altra parte coach Torresan, sicuramente in una situazione opposta, ma Istrana sembra comunque voler dare tutto nonostante le difficoltà di giornata, nonostante gli infortuni, le assenze importanti, ricordiamolo. Allora si torna in campo con Bigliato, pensa per un attimo alla penetrazione, poi Bertoldo, va lei in penetrazione, non trova il fallo, non trova il canestro, rimbalzo per Marghera. Allora Resemini, movimento di tasca, si fa vedere anche Guerra, è stata servita quest'ultima, ancora Resemini, palla fuori per Guerra, extra pass dall'angolo, ci prova la numero 9 Luraschi, poi Bigliato, un po' di confusione, perde il pallone sotto gli occhi del direttore di gara, nessun contatto però è falloso. Allora Resemini con un'autostrada
verso il canestro. D'altra parte Zamuner, palla frettolosa però per Perocco. E ora entriamo in quello che in America chiamano garbage time, ossia tempo spazzatura, un po' quello che sarà da qui alla fine, perché ormai la partita ha poco da dire. Vediamo se le squadre comunque continueranno a mantenere il ritmo alto. Qui lo abbassa in modo abbastanza evidente strano in questa difesa, e allora time out di coach Toresan. Con Kuris che sembra anche fisicamente aver mollato. Sicuramente giocare 2 partite in 9 consecutive, la prima Bonifacio con annesso overtime, quest'oggi contro una squadra molto forte, sicuramente non è facile a livello fisico e poi mentale. È strano che ha perso le partite che ha perso, le ha perso sempre di poco e per dettagli, come dicevamo, anche contro squadre costruite per altri obiettivi, come possa essere Conegliano per esempio o Team Up. Quest'oggi invece è apparsa in difficoltà sotto il piano fisico, e per forse la prima volta, anzi seconda, dopo la sconfitta con Bolzano, come dicevamo anche in apertura. Certo che dall'altra parte c'è una corazzata costruita per la A2 e che sta dimostrando di valere l'etichetta di favorita per la vittoria del campionato. Si ritorna in campo con Rossetto, movimento di Bertoldo, taglio di Rossetto che va fino in fondo, arriva però la stoppata, l'ultimo tocco però è di Luraschi. Allora, possesso che rimane in strana Perocco, vediamo se va anche al tiro, invece no, rischia la palla persa, arriva Rossetto a prendersi questo pallone con tutta la grinta del mondo, non riesce però a trovare il canestro. Allora Resemini, palla per tasca, bel movimento sotto canestro dal numero 10 che può andare anche al tiro, rinuncia però, arriva ora allo scarico in angolo per Guerra, poi il rimbalzo di Gasparini, allora Bertoldo, palla un po' sporca questa per Perocco che non sa bene cosa farsene, allora va con la tripla dal niente, dal fango tira fuori un bel fiorellino la numero 10 di Strana. Un piccolo squillo, qui sporca il pallone Gasparini. Allora ancora Marghera con Guerra, movimento di tasca che però non viene servita. Allora Resemini, squadra ospiti che ora vuole giustamente sfruttare tutti i 24 secondi, arriva anche il canestro, il primo della partita di Luraschi. Bertoldo alza la parabola per Perocco, spinte ripetute su di lei, viene fischiata l'ultima delle circa 5-6. La rimessa sotto canestro per Zamuner e Zanet pronta a sostituire Bertoldo. Subito Zanet a farsi vedere, palla invece per Perocco sporcata da Pozzo.
non vuole concedere niente Marghera. Gasparini, extra pass per Occo, non va stavolta alla tripla, arrivano ora i fischi. Quindi altro fallo su Perocco, stavolta di D'Apozzo, il primo della sua partita. Si fa vedere Zanet, palla invece per Rossetto sotto canestro. Gasparini con la sinistra trova il canestro e quindi 4-8-6-5. In questo momento 46-65. D'altra parte risponde però con la tripla Marghera, rimbalza ancora Gasparini. Allora Zanet, palla per Perocco, movimento di Zamuner, vista servita con un passaggio un po' sbilenco. Allora Perocco ci pensa anche alla tripla, palla invece per Rossetto. Fermata con le cattive anche stavolta. Allora Guerra dall'altra parte, D'Apozzo prende lo sfondamento Zamuner, ma pallone che rimane a Marghera. Fa vedere ancora Guerra dall'arco, poi D'Apozzo, dai e vai, con la neo entrata Guerra. Un giro dalla lunetta per il numero 33. E termina probabilmente la partita di Perocco al suo posto Zanatta con 2 minuti e 4 secondi da giocare. Pronto a tornare in campo anche Gobbo per le ultime battute. Allora Zamuner su di lei proprio Guerra, poi Zanatta contro Gobbo. Zanatta prova a giocarsela, niente da fare, Zamuner però non molla, prova a tenere vivo il pallone, non ci riesce. Allora Luraschi, palla per Tasca, niente da fare, rimbalzo di Zanatta. Trollo, palla per Zamuner, pensa anche alla tripla in transizione, tiro che però non arriva, se la gioca allora col palleggio, arriva il contatto abbastanza evidente. Qualche secondo di gioco anche per Mufato sul finale al posto di Tasca. Palla nel frattempo per Trollo che se la gioca molto bene, trova lo spazio per il tiro lasciando lì Gobbo. Allora Guerra su di lei Zanet, parla poi per Luraschi. Poi Mufato prova con il tiro che però non trova il bersaglio grosso. Dall'altra parte Zanet rischia la palla persa, la ritrova, va anche al tiro, la tabella però non la aiuta. Allora Guerra, Luraschi, scambiano le due, palla per Scarpa. Poi Gobbo, extra pass, Luraschi da 3 punti. Arriva il punto esclamativo della numero 9. Raggiunge quota 70 Marghera, recupera anche il pallone Guerra che pesta la linea, però
laterale. Zanet, Trollo, arriva il blocco di Zanatta, palla per la numero 23 che però non riesce a gestire. Allora Scarpa, Guerra fino in fondo, riapertura, extra pass, Scarpa, penetrazione, Trollo tiene bene, recupera il possesso e allora termina la partita tra Curis Istrana Giants Marghera sul risultato di 48-70. Ci ha provato comunque Istrana, un risultato forse anche più pesante di quello che avrebbe meritato la squadra di coach Torresan. E Marghera che continua la propria corsa verso il titolo. Prima di andare a sentire le prime impressioni dei due coach, vi ricordiamo i prossimi impegni per le due squadre. Istrana che inizierà il girone d'andata in casa contro Conegliano sabato 24 gennaio alle ore 20:30, invece Marghera che sarà ancora in trasferta, stavolta a Pordenone contro la Sistema Rosa, sempre sabato 24 gennaio ma alle ore 19:30. Arriva comunque l'applauso per le proprie ragazze del Palaparonetto, foto di rito ora per Istrana. Applauso dei propri sostenitori anche per Marghera che trova la 7ª vittoria consecutiva, si invola quindi a +8 sulle inseguitrici, ovviamente aspettando il risultato di Team Up e di Conegliano che oggi erano Conegliano contro le Lupe in trasferta. Team Up invece sempre in trasferta contro Montecchio, quindi comunque partite non semplici per entrambe. Allora vediamo se riusciremo a intercettare coach Scarpa, foto di rito anche per Marghera con il coach a colloquio con il proprio assistente. Come vi dicevamo, invece Istrana rimane a 10 punti, sa che dovrà combattere fino in fondo nella zona bassa della classifica per i play-out o anche per una salvezza diretta che in realtà in questo momento non è poi così distante. Aspettiamo ora coach Scarpa che sarà sicuramente soddisfatto della prestazione delle sue. Buonasera coach, intanto complimenti per la vittoria, prime impressioni a caldo? Siamo state un po' disattente questa sera in varie situazioni, soprattutto difensive, e non siamo riusciti a portare in campo esattamente quello che abbiamo preparato. Mi dispiace perché abbiamo giocato sotto quello che è il nostro livello abituale e decisamente sottotono. Abbiamo approfittato del fatto che Istrana non era al completo, per cui siamo comunque riusciti a venire fuori alla distanza, perché obiettivamente con le rotazioni ridotte che avevano oggi e le rotazioni che ho a disposizione io siamo arrivati alla fine che eravamo più lucidi e con più fiato, però siamo stati abbastanza superficiali oggi nelle nostre situazioni.
E allora, nonostante la corsa comunque attualmente solitaria, quali sono gli aspetti in cui può e deve anche migliorare la sua squadra? La mia squadra deve migliorare sicuramente, se vogliamo provare a raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati, dobbiamo sicuramente lavorare con maggiore attenzione, con maggiore concentrazione e con maggior convinzione, soprattutto dal punto di vista difensivo, come dicevo prima. E spesso abbiamo giocato con poca energia e con idee abbastanza confuse. Noi dobbiamo migliorare sull'aspetto della determinazione, del lavoro intenso e delle rotazioni difensive strutturate in maniera perfetta. Va bene, grazie coach, Grazie buona a voi. fortuna per il campionato. Queste le dichiarazioni di coach Scarpa, come vedete non del tutto soddisfatto e che comunque pretende praticamente la perfezione sempre alle sue ragazze, come è giusto che sia. Qui coach Torresan, buonasera coach, sconfitta ampia questa sera per Istrana, che comunque giocava contro un avversario molto, molto forte, forse il risultato anche leggermente troppo ampio per comunque una Istrana che ci ha messo quello che poteva metterci stasera. Le tue prime impressioni? Devo dire che per i primi 2 quarti abbiamo provato a tenere con qualche svarione difensivo, ma ci sta, cioè, voglio dire, Marghera è una squadra completa con atlete fortissime, allenata benissimo e quindi cioè, era abbastanza difficile tenere il passo, soprattutto in questo momento dove noi non siamo al nostro top, abbiamo comunque un paio di infortuni, siamo reduci da un po' di magagne, però devo dire che le ragazze ci hanno messo veramente del proprio, hanno fatto tutte quelle che dovevano fare, gli errori ci stanno da parte di tutti, allenatore compreso, ma sì, obiettivamente poi con l'ultimo quarto, quando è scappato via, non serviva avere ulteriori infortuni, ecco, quindi abbiamo risparmiato un po' per quelle partite che ci serviranno di più. Va bene, grazie coach, tanto ci vediamo settimana prossima per un'altra grande partita contro un'altra grande squadra, attualmente seconda in classifica, ossia Conegliano. Allora, da Streaming Sport e Diego Benendo è tutto, io vi auguro buona serata.